e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. E diamo subito la linea al professore Andrea Rognoni. Grazie Federico. Devo dire appunto che la trasmissione di oggi è molto intensa, con un ospite gradita subito per parlare di un suo libro. Poi nella seconda parte 100 anni dall'uscita della Coscienza di Zeno, capolavoro di Italo Svevo, e un'osservazione sulla, mi sembra, contemporanea incoronazione, perché stanno scattando in questo stesso momento su molte reti televisive appunto le cronache dell'incoronazione di Carlo. Perché avrei da fare degli appunti interessanti, spero interessanti, dal punto di vista linguistico, in relazione all'uso che si farà nella liturgia o che si sta facendo nella liturgia in relazione all'incoronazione per le lingue gaeliche del Grande Regno Unito. Allora, oggi abbiamo appunto con noi Ilaria Guidantoni, una scrittrice fiorentina che ha scritto molti libri, diciamo, potremmo per capirci chiamarli di viaggio, ma anche indagini sul mondo mediterraneo, sulle donne arabe, corrispondenze molto interessanti, sia di attualità che di memoria. È nata a Firenze, ma vive tra Roma, Milano e l'Africa. È laureata in filosofia teoretica all'Università Cattolica di Milano, è direttrice anche o direttore, vedete un po' voi, del quotidiano culturale online saltinaria.it. È la terza volta che l'abbiamo ospite, la prima in riguardo al libro su Rousseau, di cui ricorderemo poi le coordinate, la seconda volta in relazione invece a un suo contributo sulla musica leggera, e adesso proprio con questo viaggio di ritorno. E allora, Ilaria, eccoci qua, siamo in linea. Buongiorno, eccomi, oggi da Milano. Benissimo, sì, anche perché lo possiamo dire appunto, ormai lo ripetiamo verso la fine del nostro collegamento, ci sarà una passeggiata di rousseauiana memoria all'interno del parco, mi sembra Sempione, domani mattina, no? Dove tu, spero che tu non sia Novella Caronte, ma porterai insomma a visitare questo mondo straordinario di Rousseau, ecco, subspecie italiana, però non c'è un lago così bello come il lago di Ginevra o così carino come il lago di Bienne, però insomma sicuramente. Cosa dici, Ilaria? Sì, speriamo soprattutto nel sole, o almeno che non piova, e ci troviamo alle 11 alla fontana cosiddetta la Torta degli Sposi a Piazza Castello, quindi è molto informale, un'oretta di passeggiata per prendere poi alla fine un caffè insieme. E leggerò, racconterò, commenterò e risponderò alle domande di chi vorrà farmele su Rousseau e la sua arte di passeggiare. Benissimo, poi lo ricordiamo ancora alla fine. Oggi però parliamo di un libro che mi ha colpito tantissimo, tra tutti i tuoi oramai numerosi libri, che riguarda Firenze, la nativa Firenze. Esatto. Si intitola Viaggio di ritorno. Perché? Perché evidentemente tu eri stata costretta ad abbandonare la tua città natia, ma sei ritornata poi a un certo punto della tua vita e hai raccontato in questo libro, che raccomando, poi adesso vedremo la struttura, tante cose, storie, riflessioni, personaggi in gran parte realmente vissuti,
E devo dire sinceramente, adesso non deve sembrare piaggeria la mia, a certi romanzi assurdi che stanno uscendo in questo periodo, a questo gusto della giallistica, del poliziesco, farcito di violenza, di sesso, ma stiamo scherzando. Ma vogliamo mettere un libro come questo, scritto con garbo e stile, sul filo della memoria, appreso, e correggimi se sbaglio, anche da tua nonna, in alcune cose dalla testimonianza di tua nonna, ma poi c'è tanto della tua ricerca, della tua volontà di farci rivivere i luoghi più belli di Firenze. Allora, dici tu, racconta ai nostri ascoltatori Viaggio di ritorno come è stato impostato, con che gusto, con che finalità. Sì, è nato da una richiesta e poi in realtà ho scelto un'altra via, e questo però mi ha stimolato a scrivere su Firenze. È un viaggio dentro Firenze, nel tempo e nello spazio. I capitoli infatti prendono in un certo senso un secolo di storia, dal 1913, dal 13 ottobre di quell'anno, quando nasce uno scrittore straordinario, ormai poco letto, Vasco Pratolini, quindi uno dei rappresentanti del neorealismo, che pochi giorni dopo mia nonna materna, che non è un personaggio memorabile per la storia, ma che è all'origine di questo libro, e si accompagna fino al 2013-2014, il libro è uscito nel 2015, quando in fondo Firenze, dopo essersi un po' rattrappita dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, l'alluvione, varie vicissitudini, ha un po' di nuovo l'ambizione a tornare capitale della cultura, a riaprirsi anche in una stagione politica nuova, far dialogare finalmente la sua storia con il mondo contemporaneo. Quindi idealmente c'è questa storia, si sviluppa attraverso le testimonianze delle vicende di mia nonna, che poi diventa la mia famiglia e la mia infanzia, fino a quando appunto a 10 anni sono arrivata a Milano. Ma ogni capitolo ha un indirizzo, è in un luogo, per esempio Via delle Terme, l'ultima guardarobiera, e quindi nel tempo ci spostiamo spostandoci in città. Ogni luogo, come tra il Duomo e il Battistero, il volo della Colombina, ci racconta anche un mestiere, spesso dei mestieri che sono, ahimè, scomparsi o in via di sparizione, oppure esercizi commerciali che nel tempo non ci sono più, e in realtà poi completiamo proprio con l'Archivio di Stato, una mostra realizzata, e poi con il Beaubourg fiorentino, senza zucchero né sale, che è il termine del nostro viaggio, perché questo grande mercato coperto, che è un po' l'anima di Firenze, è stato proprio ristrutturato nel 2014. Ecco, tantissimi gli spunti trasversali a livello storico, culturale, istituzionale, letterario. Ecco, vorrei soffermarmi per esempio già fin da adesso sull'aspetto letterario, perché tu dedichi alcuni capitoli ai caffè storici letterari che in tutta Italia sono molto belli, molto interessanti, da Trieste per arrivare a Palermo, ma che a Firenze si incentrano su un'epopea irripetibile, che fu quella, diciamo, prima della metà o nella prima metà del secolo scorso, di personaggi che hanno segnato la cultura italiana, no? Personaggi che ancora oggi in qualche modo rimangono, anche se in parte, che, come tu facevi intendere prima, non sono più letti abitudinariamente, ma che in realtà costituiscono quasi delle istituzioni. Penso a Montale, che era ligure ma che frequentava questi caffè, penso a Carlo Bo, che io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere avendo fatto l'Università Urbino, dove lui presiedeva, e via dicendo. Allora, ci vuoi parlare un attimo di questo contesto molto particolare ma decisivo per lo sviluppo della cultura italiana? Ilaria. Piazza della Repubblica, un caffè per tutti i gusti, quella che si chiamava un tempo Piazza Vittorio e poi con i nomi naturalmente si cambia seguendo la storia, dove fu smobilitato il quartiere ebraico di Firenze, una comunità molto importante,
si raccolgono i caffè della città fondamentali. Questo è curioso perché tutte le città hanno una piazza, un caffè storico, dei caffè storici, ma a Firenze si concentrano proprio in una piazza e si fronteggiano con quello spirito un po' battagliero, rivale, tipico della toscanità. E qui sì, si raccolgono e si incontrano personaggi straordinari come Manlio Francogni, che è un giornalista, scrittore, morto nel 2015, che è nato a Bologna, però da genitori versigliesi e che praticamente frequenta la Toscana fin quasi dopo la nascita, un poeta come Piero Bigonciari, ma pensiamo che per esempio proprio a Firenze nel 1936 Francesco Flora conia il termine di ermetismo e gli ermetici si radunano soprattutto alle giubbe rosse. Parliamo appunto del citato Carlo Bo, ma anche poeti come Mario Luzzi, Mario Landolfi, Oreste Macri e naturalmente Eugenio Montale, ma ci sono Alfonso Gatto, Alessandro Tarronchi, ecco ce ne sono tantissimi. E curioso è qui ci saranno vari caffè, c'è per esempio Gilli, ma soprattutto spiccano le giubbe rosse e Pascoschi, che tra l'altro ci sono tuttora, tutti questi caffè esistono ancora, sebbene un po', come dire, alcuni snaturati. Diciamo che Pascoschi è un po' il salotto buono della città e viene aperto nel 1846 ed è il caffè concerto, quindi ci racconta proprio un'anima e un gusto che oggi è difficile. Tra l'altro aveva una particolarità, un'orchestra dal vivo tutta al femminile, con queste sale art déco, e qui era frequentato diciamo dal pubblico letterario un po' più conservatore, Papini, Soffici, Prezzolini, D'Annunzio, Saba anche in parte, ma D'Annunzio per esempio passò un lungo periodo a Firenze, la città lo accolse molto bene, da qui poi parte, no, per la sua come dire, avventura di fiume, lasciando la villa La Capponcina dove aveva amato Eleonora Duse. Quindi è un po' l'ambiente dell'epoca. Gilli invece è un caffè che è stato creato addirittura nel 1733, oggi la nuova sede è degli anni 20, ma le giubbe rosse sono forse quello più fascinoso perché è il caffè un po' rivoluzionario e sorse nel 1897 quando appunto si demoliva il vecchio ghetto e qui nasce grazie a dei fabbricanti di birra tedesche, questi fratelli Reininghaus. Ora, secondo la moda viennese del tempo, gli osti camerieri vestivano con giubbe rosse, camicie rosse. Siccome i fiorentini non riuscivano a dire questo cognome tedesco, dicevano andiamo da quelli delle giubbe rosse, che poi appunto diventò il nome del caffè. E qui dal Certo, 1916... no, perché qualcuno potrebbe, banalmente non conoscendo Firenze e il contesto, pensare ai garibaldini, ma non c'entrano proprio nulla. No, invece sono gli austriaci. E poi fatalmente in effetti assunse questo significato anche di rosso un po' rivoluzionario, perché qui c'erano pittori come Montale, Quasimodo, come Carlo Carrà, perché non solo ci fu l'ermetismo, le neoavanguardie, ma anche il secondo futurismo. Il futurismo nasce a Milano e si sposta a Firenze, quindi diventa un, come dire, luogo proprio di laboratorio di idee rivoluzionarie, poi dopo saranno anche idee rivoluzionarie politicamente. E tra l'altro fino a poco tempo fa c'erano bellissime opere all'interno, c'era un'opera originale di Fortunato De Pero, quindi era veramente un po' un nucleo in cui appunto l'aria letteraria si sposava a quella artistica. Bene, ci sono tanti capitoli dedicati a dei monumenti, a delle piazze di riferimento abbastanza centrale come il Duomo, il Battistero, Santa Maria Novella che è legato anche alla stazione, Via delle Oche, eccetera. Invece poi ci sono dei capitoli altrettanto curiosi su luoghi dedicati al divertimento, come le famose cascine che sono state cantate anche in una canzone meravigliosa dedicata alle fanciulle, alle bellissime fanciulle fiorentine. E poi, ecco, diciamo che in tutti questi casi tu dai un tocco quasi pittorico
proprio sui ricordi, su personaggi che magari non tutti conoscono, non mi riferisco solo a chi non è nato a Firenze, ma che appartengono a una tradizione di memoria, di identità molto forte, che va assolutamente conosciuta, anche perché Firenze rimane la capitale linguistica della nazione italiana. Ecco, perché hai voluto proprio a volo d'uccello andare a visitare tutta questa periferia meravigliosa, floreale, ecco, della Florenzia classica, Ilaria? Perché hai fatto questa Sì, scelta? perché sicuramente il tema del fiore, che è anche nel suo nome, nella fondazione della città e quindi appunto anche feste romane, Firenze, ricordiamolo, nasce nel 59 a.C., nasce con la forma dell'accampamento romano, è una città di fondazione come molte del Mediterraneo ed è legata alla dea Flora, quindi ha questo tema molto importante di fiori e piante, ma anche il tema delle colline, della campagna, che io racconto molto perché la nobiltà fiorentina è una nobiltà legata al mondo della campagna. Il palazzo di città era lo status, ma la ricchezza era quella delle campagne. Tuttora gli Antinori, Frescobaldi, Serristori, oggi sono produttori di vini con grandi tenute, in effetti la loro ricchezza è una ricchezza fuori della città. Oggi tra l'altro appunto la più bella cantina al mondo d'autore è quella stata giudicata, quella degli Antinori fuori città, quindi è molto forte questo tema della vigna, anche della vigna urbana a Firenze, e poi la sua origine è a Fiesole, quindi è in una collina. Ma i parchi e anche le zone di periferia sono molto interessanti perché ci danno le anime della città. Ecco, con le cascine, ricordo solo che il termine probabilmente viene da cascio caccio, cioè il formaggio, perché era in origine il più grande giardino pubblico di Firenze, sono 160 ettari, in realtà originariamente era proprio la tenuta agricola di Cosimo I dei Medici, poi tenuta di caccia, ma di allevamento dei bovini, perché era già campagna fuori da Porta Prato, ecco. E quindi è interessante questo tema appunto del legame, ed è nobile da un certo punto di vista, perché tra l'altro diventa poi il luogo di svago per eccellenza quando passa alla famiglia Lorena, e nel Settecento si arricchisce di costruzioni e monumenti, e poi per esempio nei primi Novecento è il ritrovo dei signori che vanno a vedere il galoppo e poi più avanti il trotto, perché gli inglesi che amano la campagna e il verde toscano portano la tradizione dell'ippica. Infatti Firenze è stata per tantissimo tempo molto importante in questo senso, proprio dal punto di vista dell'ippica c'è anche un allevamento di cavalli Kira, insomma molto importante. Però il Parco delle Cascine diventa anche poi diciamo la sede più popolare del trotto, che nasce da un'evoluzione dei fiaccherai, cioè dei guidatori di carrozzelle, dei barrocciai, quindi dei venditori ambulanti, e delle manifestazioni tipiche popolari, per esempio la cosiddetta festa del grillo, che io ricordo ancora da bambina, una cosa che gli animalisti hanno cercato poi di contestare, ma c'erano addirittura sul Monte Cantagrilli, all'Appennino che va tra Prato e Firenze, tanti commercianti, e questi grilli venivano venduti nelle gabbiette, gli si dava l'insalata, poi a volte qualcuno aveva il buon cuore di liberarlo in campagna, ed era così un discorso insomma un po' curioso, ecco. Poi per tanti anni c'è stato lo zoo alle Cascine, quindi c'è sempre la campagna unisce nella Toscana più che forse in altri luoghi il mondo nobile e il mondo popolare. Certo, un bellissimo capitolo trovato Sanfrediano, sigarette, Rossetti e Burle. Sanfrediano è il borgo, diciamo, più di cuore, più intimo, dove si parla il famoso vernacolo fiorentino, no? Che diventa difficile ad essere compreso, nonostante abbia partorito la lingua italiana, ma nel 2023 forse diventa difficile essere compreso veramente dai non fiorentini. Ebbene, il riferimento è ovvio a uno dei capolavori, assieme a Metello, di Vasco Pratolino.
Pratolini, Le ragazze di San Frediano, un libro che è uscito oramai da un 75 anni. Ecco, io ti cito un passo per dare anche l'idea del tuo modo di scrivere. Il libro di Pratolini racconta bene la furbizia popolare e smaliziata, anche al femminile, e lo spirito faceto, senza malignità. Nel 1954 il regista Valerio Zurlini ne ricavò una versione cinematografica e nel 17 la Rai ne ha realizzata una televisiva. Non dimentichiamo appunto queste opere che sono forse le ultime eredi di quei sceneggiati meravigliosi che faceva la Rai. Ora, scrivi ancora, San Frediano era la zona degli artigiani per eccellenza, dove appunto il vernacolo fiorentino si è sviluppato maggiormente. Ricordate bene di non osare parlare di dialetto con un fiorentino che si sente offeso. Perché? Perché, Ilaria, non bisogna parlare di dialetto? Non bisogna parlare di dialetto perché in realtà proprio non esiste il dialetto in nessuna parte della Toscana, ma c'è appunto questa lingua popolare che ad esempio Renato Fucini ha scritto diverse novelle come Visita a domicilio, molto divertenti, commedie come L'acqua cheta, che per esempio cito anch'io nel libro, e che è effettivamente un modo di parlare popolare, ma che da un certo punto di vista attinge all'origine della lingua italiana. Tra l'altro molti modi di dire che io ad un certo punto trovai ridicoli e che ricordo legati a mia nonna e che quindi pensavo di una così livello popolare e che negli anni ho anche un po' snobbato, rileggendo I Promessi Sposi di Manzoni ho ritrovato quindi quell'italiano antico, la terqua d'uova, cioè la dozzina d'uova per esempio, l'essere preciso e non disordinato, che molti dicono sia un modo fiorentino di dire, ma in realtà è italiano puro. È un modo diverso dall'essere disordinato. Ora faccio degli esempi così qualsiasi. E in effetti questo quartiere è un quartiere popolare di Ladarno, questo anche dice molto della mentalità fiorentina. L'Arno ci separa un po' proprio come la rive gauche e la rive droite a Parigi. Il fiorentino doc è di Guaddarno, di Ladarno c'è in qualche modo la periferia. Ora poi ci sono invece anche appunto quartieri molto famosi. Qualche anno fa fu dichiarato il primo quartiere al mondo per la movida, San Frediano, ed è interessante. Purtroppo stanno sparendo un po' gli artigiani, come per esempio i liutai, che sono un mondo molto tipico della città. E San Frediano era appunto questo quartiere un po' popolare, disinibito. Le ragazze di San Frediano le si ricordava, ma chi erano queste ragazze di San Frediano? Erano le sigaraie, cioè coloro che lavoravano appunto nella manifattura dei tabacchi. E già insomma allora fumare per strada era un po' uno scandalo per una donna, e quindi si racconta di queste donne che per esempio lasciavano i capelli sciolti sulle spalle, quando allora invece insomma quando una donna si sposava o raggiungeva un'età doveva allagarli, perché solo le donne di facili costumi le portavano, no? Oppure portavano il rossetto anche al mattino e così via. E quindi si raccontano molti aneddoti molto curiosi. Devo dire che è ancora un quartiere molto vivace, sebbene un po' snaturato, perché poi quando diventa famoso diventa preda dei turisti. Assolutamente. E sempre sull'onda di questo confronto con Roma, che insomma trasuda dal libro come comunque competitiva in tutto, c'è un capitolo, Il giro delle 7 chiese, fiori e sepolcri, che dire, un po' dedicato anche a chi ci ascolta e ha molta fede in senso cristiano. Ilaria.
Sì, in realtà c'è proprio una religiosità molto diversa tra Firenze e Roma. Allora è curioso questo giro delle sette chiese, che era il giro che si faceva in Quaresima, appunto il giovedì, con l'esposizione dei sepolcri, sono le sette stazioni della Passione di Cristo, e i sepolcri erano tutti addobbati di fiori. Ed era quindi molto bello. Vasco Pratolini in Metello ce ne parla dicendoci: in questo giorno la città viene incontro con le botteghe odorose di vino, di polenta fritta, di trippa scodellata, di schiacciata all'olio, di pan di ramerino. Escono di chiesa le beghine, è un effluvio di incenso. È interessante tra l'altro perché qui si citano anche proprio molti piatti tipici. Nei miei libri c'è sempre molta cucina, e questo pan di ramerino, che è un dolce non dolce come molti dessert toscani, ed è interessante perché mette insieme il pane, che è il pane della vita, l'uvetta, e l'uva è simbolo di immortalità dell'anima, lo era già nel mondo greco, ed è una delle 5 piante sacre in tutte le religioni del libro, e il rosmarino o ramerino, come si dice a Firenze, che anche quella è una pianta che profuma dell'anima, perché si dice che la Madonna durante la fuga in Egitto impigliò il proprio manto in una pianta di ramerino, e quindi questa pianta, in omaggio alla Vergine, mutò i suoi fiori, che erano bianchi, con quel lilla ceruleo azzurro dei suoi occhi. Quindi diciamo che in tutto questo mondo di simbologia popolare ci sono poi in realtà dei significati anche molto molto alti, ma l'aspetto interessante secondo me è che in qualche modo la religiosità fiorentina è una religiosità discreta, nobile, e per certi versi anche molto popolare. Il fenomeno dei grechi rossi, che io racconto in altri capitoli, è molto significativo e attraversa anche quell'aspetto politico del libro, ed è molto diverso, diciamo, dalla religione dei papi, da quella religione romana che poi ho conosciuto e che è sicuramente molto diversa. E in realtà è vero che si dice che il giro dei sepolcri delle sette chiese probabilmente potrebbe essere che siano state istituite quando ci fu appunto il giovedì grasso, il cosiddetto berlingaccio, a metà del Cinquecento, quando poi sarebbe stato San Filippo Neri, fiorentino, si trasferì a Roma. E perché li istituì Ilaria, c'è il break adesso, c'è un breve intervallo, ancora 10 sì. minuti, andiamo avanti dopo l'intervallo. A dopo. Sì, a dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. E la linea torna subito al professore Andrea Rognoni. Finisci allora per favore il discorso che avevi iniziato? Sì, che è un'altra domanda. Sì, in qualche modo appunto Filippo Neri si oppose ai festeggiamenti paganeggianti del calendario romano, istituendo la devozione appunto di visitare i 7 luoghi basiliche più santi di Roma, e trasportò poi a Firenze questa tradizione. E tra l'altro, ecco, volevo far notare come a Firenze il sacro e il profano si intrecciano sempre un po' nel nome della bellezza, e quanto anche in questo caso il fiore è protagonista di Firenze. Parte è simboleggiata dall'iris, l'iris fiorentino, che è appunto alla base del fissaggio nei profumi tradizionalmente, e i sepolcri, cioè nel momento dell'ultima cena e poi della morte, risplendono però di fiori, cioè di simboli della vita. Un intruso che voleva
raggiungermi telefonicamente. Allora non poteva mancare, Ilaria, un riferimento al dramma del secolo scorso, cioè la grande alluvione del 66. Allora, Ponte alla Carraia, l'Arno di fango. Cosa ci dici? Che cosa ci puoi commemorare o ammiccare anche come capacità di ricostruzione dei fiorentini, Ilaria? Sì, l'alluvione è stato un grande spartiacque a Firenze. Io ce l'ho nella memoria raccontata ovviamente dai miei genitori il 4 novembre del 1966. Tra l'altro la cosa particolare è che il 3 di quel mese, nel 1844, c'era stata un'inondazione e addirittura anche nel 1343, proprio il 4 novembre, c'era stata un'altra alluvione. Insomma, un mese maledetto. L'alluvione fu ciò che poi portò Firenze sotto i fari dell'attenzione mediatica, diremmo oggi, del mondo, i famosi angeli del fango che arrivano da tutta Europa e non solo per aiutare, fu una cosa straordinaria. Li si vedono anche nella gioventù di Giordana, no? Che a un certo punto arrivano dal nord, queste ragazze lasciano tutto perché Firenze apparteneva al mondo. Questa è una cosa grandiosa, però Firenze portò anche, diciamo così, un imbastardimento, cioè questa città molto nobile, altera, così dopo l'alluvione fu veramente trasformata, quindi fu una ferita fortissima. E tra l'altro io racconto diversi episodi che sono quelli raccontati attraverso i miei genitori. Una cosa curiosa, per esempio, mio padre era allora in banca e asciugavano col phon le banconote, perché allora c'era tantissima carta, e le condizioni filateliche, che oggi sono un mondo scomparso praticamente. E poi tra le varie cose che racconto, perché io ho avuto uno zio liutaio importante, Alfredo Del Lungo, è stato il grosso danno al Conservatorio Cherubini degli strumenti musicali, i legni, i cosiddetti legni che temono l'acqua quanto il fuoco. E lui venne chiamato per appunto uno Stradivari, che era una viola medicea, che era stata costruita appunto da questo geniale liutaio cremonese nel 1690 per il Gran Principe Ferdinando dei Medici. E quindi anche questo, per esempio, è un lato dell'alluvione che forse non molti conoscono, ma ancora il lato invece un po' più ironico, nazional popolare, è quello del cantautore fiorentino Riccardo Marasco, che scrisse una canzone, L'alluvione, da questo inizio un po' beffardo e irriverente, perché si chiede che cosa sia l'acqua che gli cade dal piano di sopra, e poi attraverso questo vortice di acqua e melmo ci trascina come la foga dell'Arno in giro per Firenze, in una passeggiata che è un po' delirante, ironica. E a un certo punto il Marzocco, cioè il leone simbolo di Firenze, è preoccupato perché teme, viene quasi umanizzata questa statua, che il fiume gli strappi il suo scudo e quindi rimanga nudo, visto che il leone non sa nuotare. E insomma tanti episodi si succedono in questo mondo. Tra l'altro il Ponte Santa Trinita perderà le 4 statue delle stagioni, no? Poi viene ritrovata a un certo punto, molti anni dopo, appunto la primavera decapitata. Questo sembra quasi un cattivo segno, un presagio di una città che in qualche modo appunto è stata decapitata. Ecco, stiamo un po' alla conclusione della nostra telefonata. Ci sono tantissimi capitoli anche proprio su cittadini o paesi esterni a Firenze, come Coverciano, famosa per i raduni della Nazionale, come Prato, che è una città comunque anch'essa interessante, imparagonabile rispetto alla Firenze, insomma, medicea, ma in ogni caso anche qui hai saputo dare il tuo tocco e la tua visione. Io ricordo il libro, è veramente un bel libro completo su tutti gli aspetti della fiorentinità. È un libro di 250 pagine
che però si leggono in un fiato per la capacità di Ilaria appunto di accompagnarci, ecco, quasi prendendoci per mano in giro per Firenze. Sono libri, mi si permetterà di dire, che non si scrivono più perché forse non si sanno più scrivere come sai fare tu, perché io vedo le librerie intasate di guide turistiche veramente ributtanti, no? Che ti fanno così i box relativi ai singoli monumenti, ma non ti raccontano l'anima di una città come tu hai fatto in questa. Come la pensi su questo fatto, Ilaria? Non posso io permettermi il giudizio su altri, però sicuramente ormai si va proprio con le mode, c'è questa invasione del noir, del giallo, del thriller, che peraltro è una grandissima palestra di scrittura ed è molto interessante. Da lettrice mi ha appassionato per tanti anni e che ormai diventa molto seriale, ecco, sicuramente, è molto ammiccante, sbrigativo, non si fa più ricerca e non si ha più il tempo di parlare. Cioè questo libro, ecco, quello che vorrei dire, è un libro di storia orale, quindi non si raccontano grandi cose, ma forse si raccontano delle cose che se io non le avessi raccontate si sarebbero perdute, aneddoti, tutto ciò che anche di un affresco, di un mondo, quello che io penso è la ricchezza appunto dell'oralità di una nonna che racconta a una nipote e che è un po' poi quello che è la storia degli annali francesi. I francesi ne hanno fatto, come dire, una bandiera, ma non è nient'altro che le storie delle persone comuni raccontate, quelle che non si trovano su internet e che sono affidate appunto alla nostra capacità di memoria. Quindi è proprio, secondo me, un inno questo libro all'importanza della memoria e del dialogo. Assolutamente. Allora, Ilaria Guidantoni, Viaggio di ritorno, Firenze si racconta, Oltre edizioni. Ricordo che le edizioni Oltre si trovano a Sesti Rilevante, no? Ubicate in questo gioiellino dove nacque tra l'altro Carlo Bo, un altro che arrivò a Firenze. Naturalmente non abbiamo parlato anche di altri scrittori che appunto sono da rileggere, perché anch'essi hanno portato un contributo enorme a quella fetta di Toscana e di mondo. Ricordiamo ancora l'appuntamento di domani, allora alle ore 10, 11, hai detto, 11, al Parco Scipione, Ilaria? Qualche minuto prima, alla fontana di Piazza Castello, la cosiddetta torta degli sposi. Allora, mi raccomando, chi può andare domani alla fontana di Piazza Castello, Ilaria è una guida meravigliosa sotto tutti i punti di vista e vi racconterà Rousseau attraverso il Parco Sempione. Ma cosa volete di più? Cosa volete? Grazie di esistere, Ilaria, ci risentiamo e ancora una volta complimenti per questi libri davvero accattivanti. A risentirci, Ilaria. Grazie a tutti, un buon fine settimana. Eccoci qua, noi proseguiamo con i 100 anni della coscienza di Zeno. Dicevamo prima appunto di questi scrittori di una volta. Adesso io non sono un laudator temporis acti, no? Cioè colui che loda il tempo passato, no. Io mi adeguo anche al presente, capisco che ogni epoca ha le sue mode, le sue proiezioni, prospettive, eccetera, eccetera. Sono qui però a ricordare ancora una volta quanto uno scrittore del calibro di Italo Svevo, alias Ettore Schmitz, abbia regalato all'Italia, alla Padania, all'Italia e all'umanità attraverso La coscienza di Zeno. Scienza di Zeno usciva esattamente 100 anni fa, nel 1900, primavera del 1923. Grazie ai registi di averci di farci vedere una fotografia, streaming podcast per tutti, proprio di Italo Svevo. Tra l'altro di Svevo c'è anche una bellissima statua nella parte centrale di Trieste, per chi va a Trieste. Ebbene, La coscienza di Zeno è un capolavoro. La coscienza di Zeno è uno dei capolavori, potremmo dire, dell'intera Europa, perché 100 anni fa ci raccontava la storia, lo dico per quelli che magari non hanno avuto la fortuna di leggerlo né a scuola né in altre occasioni, la storia di Zeno Cosini. Zeno Cosini era un
piccolo borghese di Trieste. Ecco anche la statua, vedete, la statua che si trova a Trieste, di Svevo. Zeno Cosini è il protagonista del libro La coscienza di Zeno, dove appunto si racconta la vita di un uomo fortemente travagliato da 1000 problemi. Non vi sto a raccontare la trama perché sarebbe troppo lunga, ma molti la conoscono. Con la necessità in qualche modo di superare un impasse legata a dei traumi infantili. Il più noto trauma di Zeno nel romanzo La coscienza di Zeno è quello appunto dell'ultima sigaretta, del fatto appunto di fumare, decidere di fumare la sigaretta per una sorta di fra virgolette invidia del pene del padre, ma è una battuta psicanalitica, ovviamente non è scritto nel libro ma ci racconta appunto come in effetti Zeno fosse geloso dell'amore che la madre dedicava al padre, classico complesso di Edipo, ma tutto questo se lo trascinerà per tutta la vita con l'ultima sigaretta, con la necessità appunto di fumare quell'ultima sigaretta che non sarà mai l'ultima. E quando Zeno, è una delle tracce del libro, quando Zeno deciderà di non fumare più l'ultima e di fumare per sempre, tenete conto che 100 anni fa non c'era il divieto di fumo, perché non si pensava facesse così male, quando lui deciderà di fumare per sempre sarà finalmente felice. E anche se il libro, che è ricchissimo di risvolti, sicuramente davvero straordinario, va letto con calma, La coscienza di Zeno, il libro si conclude amaramente, perché si conclude con una profezia sulla fine del pianeta Terra, che vagherà, dice appunto Svevo, per sempre, senza più vita nell'universo. Quasi corpo inerme, appunto, che non ha più senso e messaggio da dare agli esseri umani. Guardate anche questo dipinto che ritrae proprio Zeno nel fumo, nell'attitudine del fumo, che è anche un simbolo naturalmente, no? Se volete anche un simbolo fallico, ma non voglio fare una psicanalisi della letteratura, piuttosto Zeno è la storia di chi prende coscienza, ecco la coscienza di Zeno, di prende coscienza attraverso mille fatti e 1000 situazioni, di una profonda verità, che è questa. Noi guariamo dalle nostre malattie, dalle malattie fisiche, psichiche, malattie di ogni genere, soltanto nella misura in cui accettiamo di essere malati. Se noi ci ribelliamo alla malattia, questa è una lezione anche per l'attualità, se noi ci ribelliamo alla malattia, la vogliamo esorcizzare a tutti i costi, vogliamo star bene a tutti i costi, il benessere, la guarigione, la vitalità, eccetera, eccetera, noi ci ammaliamo ancora di più. Quindi, ovviamente, diciamo, il simbolo allegorico della sigaretta è solo un esempio stupido, però ficcante dal punto di vista della trama del libro stesso. E più in generale, naturalmente, a livello morale, ci sono delle tracce che sono estremamente interessanti. Per esempio, un'altra che butto lì per chi non ha letto il libro, Zeno corteggia 4 sorelle, le sorelle Malfenti, della borghesia triestina, le corteggia e prima, diciamo, ci prova con la più bella, poi con la meno bella, con la bella ancora arriva alla meno avvenente. Riceve dei grandissimi rifiuti, mentre appunto la bruttina stagionata accetta la corte di Zeno. Ovviamente Zeno rimane perplesso, ma poi sposandola si accorge di esserne veramente innamorata. Quindi queste sono le burle della vita profondamente vere, profondamente toccanti, che soltanto un personaggio come Italo Svevo, attenzione, lui aveva un vero nome tedesco che era Ettore Schmitz, tra l'altro di origine ebraica, ma Ettore Schmitz fu ripudiato in un momento, siamo negli anni 20 del secolo scorso, in cui incalzava la necessità dell'italianità, insomma, del cacciare lo straniero e riappropriarsi appunto di un'italianità che appunto peraltro tradiva nel cognome pseudonimo l'origine sveva, appunto l'origine teutonica del padre.
Sono tantissimi spunti che vi ho dato, ma è la lettura del modo con cui lui racconta, un modo apparentemente sgrammaticato, pieno di indugi e di ripetizioni, che però hanno fatto la fortuna vera di questo libro, perché nella vita non è la bellezza pura, regolare, ordinata, armoniosa che vince, ma è la bellezza nascosta, è la bellezza delle cose che sanno parlare un linguaggio brutto per esprimere una bellezza più profonda delle cose che parlano un linguaggio bello. E questo è il grande insegnamento a 100 anni dall'uscita della coscienza di Zeno. Pensate, quest'uomo morì in un incidente automobilistico e non ebbe la fortuna di vedere il suo libro diventato un bestseller e poi un long seller. Era amico perfino di grandi letterati stranieri come James Joyce. James Joyce era venuto giù da Dublino per imparare l'italiano e si incontrò con Svevo, ne rimase estasiato naturalmente. Tanti aspetti della vita e del destino di Italo Svevo ci raccontano quanto nella realtà questi personaggi anomali, questi personaggi fuori corso, questi personaggi irregolari siano poi stati, diciamo così, coloro che hanno contrassegnato le più grandi rivoluzioni anche stilistiche e non solo contenutistiche della letteratura italiana. Pensate, ancora oggi a scuola si legge Svevo. Ecco qui la proposta straordinaria del nostro grande regista, che ci accosta visivamente proprio la figura di James Joyce e la figura di Italo Svevo, proprio anche corporalmente, visivamente opposte, no? James Joyce appunto molto magro, Svevo appunto tendente leggermente all'obesità, tutti spunti interessanti che però anche qui ci raccontano come diciamo gli opposti si attraggano e proprio negli anni in cui James Joyce aveva fortuna col suo Ulisse, non so quanti di voi siano riusciti a leggere Ulisse, è un'impresa pazzesca per il modo con cui è scritto, in Italia vinceva Italo Svevo. Era un ribaltamento, una palingenesi, una sovversione, potremmo dire, della letteratura mondiale che reclamava, come nell'arte di Picasso e degli altri avanguardisti, reclamava il fatto appunto di essere finalmente entrati nel Novecento, un secolo che sfidava l'Ottocento sotto tutti i punti di vista. Quindi dicevo appunto amaramente lui, pensate anche al destino simile a Gianni Brera, tutti e due muoiono sui 70 per incidente automobilistico e non hanno la possibilità di assaporare definitivamente il successo. Anche Gianni Brera, ricorderete, era morto 30 anni fa, mentre ritornava da una delle sue mangiate funamboliche nel Cremonese, appunto, e lo stesso accadde con il ribaltamento dell'auto e morte per Italo Svevo nella campagna friulana. Quindi destino che accomuna dei geni, delle persone geniali come Brera e Svevo, e anche ovviamente James Joyce in ambito britannico-irlandese, e che ci ripropone ogni volta la necessità di riflettere sul senso ultimo delle cose. Nulla è ciò, è come è quello che appare, ecco, ma è il contrario di ciò che appare. Quindi tante volte scusate, suggerito anche Ilaria Guidantoni, la Firenze vera e la Firenze nascosta. La letteratura vera, la letteratura che magari non ci appare nella sua folgorante capacità di sedurre, no? Come il poliziesco oppure diciamo, il racconto grondante di sensualità. No, la letteratura vera è qualcosa d'altro, è quella che veramente ha qualcosa da dirci, da raccontarci, certamente nello stile e nella forma che è propria del secolo in cui è stato generato.
Chiudiamo il capitolo di Svevo, andate a leggervi comunque La coscienza di Zeno se non l'avete ancora letta, e in edizioni Rizzoli. Un'ultima nota sull'incoronazione. Oggi è il giorno dell'incoronazione di Re Carlo. L'impressione, leggendo i giornali, ascoltando Radio TV, è che si stia incoronando con tanta pompa una sorta di re del mondo, no? Che nessun altro re viene sottoposto a simili ritualità e soprattutto nessun altro re attualmente gode della pubblicità, diciamo, della pubblicità di Re Carlo III. Ebbene, tra le altre cose, il complesso delle celebrazioni comprende una liturgia che verrà espletata anche in gaelico, perché quindi non più soltanto in inglese oggi, ma anche in gaelico, che è l'antica lingua, diciamo, dei Celti, della Scozia, del Galles e dell'Irlanda, appartenenti, come sapete, al Regno Unito. Parliamo di Irlanda del Nord e non del Sud, ma comunque sempre Irlanda è. Ebbene, questa è una scelta interessante, che va applaudita. Teniamo conto che evidentemente Re Carlo ha bisogno di tenersi buono anche buona anche quella fetta di aborigeni e di indigeni che parlano ancora la lingua madre, quella appunto gaelica, e non parlano soltanto l'inglese. La lingua gaelica è affascinante, ne abbiamo parlato tanti anni fa in questa radio a proposito proprio delle lingue minoritarie. Ricordo sempre che è morto da una settimana Sergio Salvi, che è stato un grande studioso di tutte queste lingue, e quindi io voglio sottolineare quanto ci sia ancora un minimo di rispetto anche da quella che appare come la massima istituzione monarchica del mondo nei confronti di questa realtà. Dopodiché io sono il primo ad avere molti dubbi, ma veramente molte perplessità sulla necessità di conservare un trono poi di questo genere, con una famiglia allargata di questo genere. Non voglio scadere nei pettegolezzi, nel rotocalco, eccetera, eccetera. Certamente, tra le altre cose, oggi emerge sull'iceberg della storia una donna che insomma non avrebbe avuto quelle qualità dal punto di vista così della formazione e della diciamo così, e della provenienza, per diventare regina, ma lo sarà. Camilla è un altro spunto interessante per, diciamo così, promuovere la riflessione sulla capacità di emancipazione del sesso femminile, se ce ne fosse ancora bisogno in un contesto come quello del 2023. E quindi chi ovviamente, e saranno in tanti, guarderà in televisione tutta la celebrazione, o sta guardando già da adesso la celebrazione relativa a questo contesto britannico, sappia che comunque un minimo di riconoscenza nei confronti di questa realtà, che è una realtà minoritaria, c'è sicuramente, è presente all'interno di tutto questo mondo. Poi sulla testa del re c'è una corona pesantissima, si parla di 3 chili quasi, e pesa sotto tutti i punti di vista, pesa perché è il simbolo di una cultura che quelli della cultura della cancellazione magari vorrebbero cancellare effettivamente, ma col cancellino non si rifà la storia. Non è questo il punto, non è questo la soluzione, questa è la soluzione dei problemi. Ce ne possono essere altre. Vedremo gli sviluppi della stessa monarchia, vedremo come si comporterà, e certamente assieme anche a Tognini, a Marco Tognini, avremo modo presto di commentare il tutto. Io vi ringrazio della pazienza che avete
avuto. Ringrazio il regista, il nostro amatissimo regista Federico, che viene chiamato dottore anche giustamente da qualcuno, ma voi sapete che all'interno di Radio Libertà c'è una tale familiarità che insomma i titoli non servono più. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore